all'età ma piuttosto arrivato a età più lontana, più di Genoese. Allora, diciamo che se aumenta di l'età d'oro mi pone un problema, come l'ha posto un problema di noi a Diago Mundiere, sta assente. Penso che l'età d'oro esiste, è forse d'umane l'età d'oro, l'età d'oro di poesia, l'età d'oro di abrosa, e penso che il problema è quello di riflessione che un'epica porta un'epica più lontana, una specie di nostalgia, di malinconia, di isi che 50 anni fa la produzione letteraria era forse più bella, più ricca, c'era più abbondanza, più divisa che oggi. E infatti si sta che quando si studia la storia e la letteratura corsa, si accorgono che in fin di conto 50 anni fa non era mica divisa, e c'era più anche meglio. Abbiamo un solo esempio, subito l'epica della guerra mondiale, l'epica dell'anno corso a Moufra, si accorgono che già a Sebino Agostino c'era una riflessione nata un'età d'oro che era 50 anni in la letteratura corsa c'è, ma di una letteratura che è una letteratura spesso letteratura bocca e letteratura scritta che è per più di una letteratura italiana, poi mica un corso, e dunque capite che così ferma un problema, penso che la situazione di letteratura corsa è ciò che la è, oggi, o bene o no, la situazione è bella o goffa, ma il fatto si sta che quando si vede il passato, si accorgono che mica c'è nulla di più bello,